benvenuti a questo nuovo appuntamento con i libri. Vi ricordo che questa è un'iniziativa dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione a sostegno dell'editoria e a sostegno soprattutto della lettura in questo momento particolarmente difficile. Sapete tutti che non si possono fare presentazioni per evitare assembramenti. Il libro, eccolo, lo vedete, Paulus est tue, è un libro edito da Domus Deianas. È un libro questo che mette insieme 40 articoli scritti da Paolo Pillonca a partire dagli anni 70, articoli pubblicati tutti sul Messaggero Sardo, sull'Unione Sarda, sulla Nuova Sardegna, giornali per i quali Paolo ha collaborato a lungo, e pubblicati anche dalla rivista che lui ha creato, l'Acanas. Ci sono anche 3 recensioni, sono firmate da Cicito Masala, Manlio Brigaglia e Francesco Pintore. Questo libro di quasi 300 pagine, per l'esattezza sono 279, nasce da un progetto di Piero Marras del comune di Azzara, che è uno dei paesi ai quali Paolo era particolarmente affezionato. Siamo in 2 a parlarne. Con me c'è Anna Cristina Serra, poetessa abbastanza nota in Sardegna, che ha frequentato a lungo Paolo Pillonca. Insieme hanno girato tutta l'isola a parlare di Sardegna, a parlare di poesia. Io sono contento di fare questo viaggio alla presentazione di questo libro con Anna Cristina. Paulus est tue. Partiamo dal titolo, Anna Cristina. Paolo sei tu, ma chi è Paolo secondo te? Grazie Tonino, buongiorno a tutti, sono questo saluto doveroso su commento in lingua sarda, mi pare giusto che stiano appunto di Paolo. Chi è Paolo? Certo su tempo e su mezzo esti strinto e che ne esti Paolo Pillonca. A Isere Mengiano, che una telefonata con un amico umano di Paolo, Bacchiso Bandino, che sta andando del suo libro, no, sul libro è una cosa via. Ecco, io penso che questo libro è ancora proprio esatto, perché noi c'è una parte che si mostra, che si fa vedere medas partes adesso che vorrei da Paolo Pillonca, anche di essere di sa statura des intellettuali manno, ma vinsa questa grandezza dei uomini, che sia d'argomento e su tratte. Intanto, quando uno fu sempre arto, poeta Paolo, che sia cosa sia da stetio, giornalista, romanziere, tutto ciò che ha fatto non poteva fare del manco di due donne sa poesia in mezzo, perché fu un poeta e un poeta a mano. Poi mancai e usa prentare senza gemelloso in suo mondo che isso ha frequentato isso prima tutto e poi ha dimostrato ai altri, ma che posso fare una simbillo in questo, no? È come che isso abbia tracciato una IA e in questa IA da proprio grovetta di armatura, come te va in te, poi cose di bundo e poi cose sacras. Due esattorrai, però a me mi interessai pure commenti dove io sta contai Paolo per mezzo di questo libro. Io faccio così, prendo in prestito un'affermazione di Peppino Marci, che è stato un docente di letteratura all'Università di Cagliari per tanti anni. Peppino Marci, quando è uscito il numero di l'Acanas interamente dedicato a Paolo, ha scritto una cosa che mi ha colpito molto. Sono state scritte cose bellissime, naturalmente hanno partecipato alla costruzione della rivista un po' tutti gli amici di Paolo, ma mi aveva colpito molto la cosa che aveva scritto Peppino Marci, che parlando di Paolo aveva parlato di profeta di sardità, no? Noi se vogliamo scoprire la storia del profeta dobbiamo andare all'Antico Testamento, alla Bibbia, e chi è il profeta? È colui che parla, ma che ammonisce anche. Ecco, Paolo ha parlato, ma nei suoi ragionamenti c'erano sempre degli ammonimenti. Badate, diceva che noi stiamo perdendo alcuni valori e qui dobbiamo tornare. E
questa espressione profeta di santità sì, mi è piaciuta tantissimo e credo che sia il titolo della sua esistenza. E c'è un'altra cosa che sempre in quel famoso numero di Lacanas mi ha ugualmente impressionato e la farei mia ugualmente, ed è l'espressione coniata nel momento del funerale da Don Mario Cugusi, quando lo definì il samaritano della parola. Ecco, qui passiamo dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento, siamo dentro il Vangelo, e che è il samaritano? È colui che dona. E Paolo era, da questo punto di vista, secondo me, una persona di grande generosità, cioè un uomo che si è speso per raccontare la Sardegna a tutti. Sai, quando tu ami una terra, sei anche capace di soffrire perché vedi che alcune cose non vanno bene. Ecco, Paolo, secondo me, racchiudeva queste due espressioni che, ripeto, a me sembrano due titoli di un'esistenza: profeta di santità e il samaritano della parola. Tu hai fatto cenno, ecco, facciamo in modo di dialogare, hai fatto cenno al ruolo della poesia di Paolo, a quello che Paolo ha fatto della poesia, però secondo me Paolo ha dato tanto alla poesia, ma è stato poeta egli stesso. Ecco, io qui chiederei un tuo giudizio, perché tu sei poetessa e quindi meglio di me conosci il valore della sua poesia, e poi non possiamo dimenticare che tante sue poesie sono diventate canzoni di Piero Maras, Franco Madao, ma non soltanto di loro due, perché credo che in tanti artisti abbiano cantato Paolo. Ecco, Paolo poeta. Paolo poeta, infatti accennavo prima alle due bellissime espressioni che tu, appunto, riprendendo Don Mario Cugusi, riprendendo Peppino Marci, hai creato, hai dato di Paolo. Io ne vorrei aggiungere un'altra, che questa non è mia, ma è di Piera Serusi, che Paolo era ed è un cuore connesso. Ecco perché è entrato nel cuore di chi l'ha conosciuto, è entrato nelle nostre comunità, e lì, come appunto il samaritano, ha dato tutto quello che lui aveva, quindi di una grande generosità. Allora, profeta di identità, cioè di sardità, io andrei anche un po' oltre. Io direi che è stato un profeta di identità, non solo di sardità, perché in questo libro certo che si parla, c'è Cecco Masala, si parla di poeti come appunto i poeti, la poesia Bolo, di Giovanni Fiori, di Giovanna Maria Gherchi, poeti a tavolino e di tanto altro, ma si parla anche dell'identità di Aquila Bambina, che era un capo pelle rossa, un popolo molto caro al cuore di Paolo. Si parla dell'identità di Joseba Alvarez, cioè il numero 2 di Batasuna, quindi lui va oltre la sardità e siccome la vive sulla propria pelle, riconosce anche quella degli altri. Paolo poeta, con lui abbiamo affrontato spesso questa questione, e lui rispondeva sempre: mai ta poesia sono cantonellas, perché oltre a tutte le altre grandezze che tu hai accennato, aveva anche il dono dell'umiltà. Esatto, che la dote dei grandi, sì, non solo per la sua formazione culturale, formazione di vita, ma anche proprio per un suo dono su naturalis in sardo, che fu di Aici. Dopo un avrimo, ma qui potremmo anche forse accennare qualche pulviscolo, per dire, cioè che lui ha riempito di, come se fosse polvere di stelle, proprio tutta la sua scrittura. Cioè lui parla di San Francesco di Lula, un voto fra le spine, e attacca la campagna e un sorriso, come sempre nella novena di maggio. La vegetazione ferita ha ripreso colore. Ecco, accenni, potrei andare avanti, ma anche aprire a caso. Questa parola così alta, secondo me, gli conferisce proprio una
una posizione, diciamo così, fra tutti gli scrittori e fra tutti gli amanti della letteratura, una posizione proprio di luce immensa. Ecco, a proposito dei temi dell'identità che sono centrali in questo libro, nel quale fanno compagnia la giornalista, scrittore, intellettuale e altre figure di spicco della cultura sarda, pensa a Giovanni Lilliu, Cici Tomasa, Bacchisio Bandino, Pinuccio Sciolla, ci sono pagine intere dedicate a loro. Sì, è un elenco lunghissimo, ci sono credo almeno 30 persone che alla Sardegna hanno dato tanto, e Paolo giustamente li ricorda, li cita e li intervista perché offre il pensiero di questi straordinari uomini di cultura alla gente della Sardegna. E c'è un aspetto, tu ne stavi anche facendo cenno, perché Paolo allarga i temi dell'identità. È un tema universale che riguarda tutti gli uomini che hanno a cuore il problema delle radici. Io dico da tempo che la pianta si salva se noi portiamo acqua alle radici. In che modo possiamo portare acqua alle radici? Beh, intanto custodendo la memoria e portando ovunque il messaggio. È un tema identitario che non è chiusura, perché su questo tanti sbagliano. L'identità per Paolo è arricchimento, noi non dobbiamo avere paura di nasconderci, l'identità è questi siamo noi. E l'identità è un vessillo, insomma Paolo racconta l'Ardia più di una volta, e l'identità è la prima bandela di una terra. Ma tra i personaggi che sono ospitati in questo libro, narrati da Paolo, a me è piaciuto molto, mi pare che noi ne abbiamo parlato più di una volta insieme, Nereide Rudas. Per l'Acanas, l'articolo è qui nelle ultime pagine del libro. Per l'Acanas lui scrisse una cosa bellissima pochi giorni dopo che Nereide Rudas ci lasciò, e mi raccontava anche una cosa, che 2 o 3 giorni prima della sua scomparsa tu e lui eravate da lei per parlare di poesia. Ecco, ci vuoi raccontare questo aneddoto? Sì, siamo stati a casa sua qualche giorno prima che lei ci lasciasse, perché continuava con Paolo e quindi insomma anche con me questo discorso sull'isola di Coralli. Lei amava indagare nel profondo, ma indagare per Nereide Rudas significava approcciarsi non solo con gli strumenti della sua professione, ma con un grande cuore. Quindi con Paolo c'era veramente un legame fortissimo, e Paolo le dedica veramente delle parole, rende insomma come la luna, come diceva Saffo, no? Che quando splende la luna tutte le stelle spariscono, con versi di Saffo. Infatti Paolo quando ricorda Nereide Rudas fa un richiamo alla mitologia greca, cioè, anche a Saffo, e dice quella luna sei tu, dolcissima Nereide. Quindi io mi commuovo anche solo a pensare quale tipo di legame profondo, profondissimo ci fosse con questa grande scienziata, grande intellettuale e grande poetessa. Noi avevamo tradotto le sue poesie, e quindi c'eravamo anche l'ultima volta, ci siamo visti proprio per parlare di questo. C'è un aspetto che emerge in questo libro, e secondo me vale la pena di fare una piccola riflessione. Abbiamo parlato di un volume che contiene articoli, quindi gli articoli sono scritti da un giornalista. Secondo me uno dei grandi meriti di Paolo è stato questo. Ci sono, è vero, anche pagine che raccontano di una Sardegna che non certamente brilla, ci sono pagine negative, sono le pagine di cronaca nera, però una delle cose che a me piaceva molto di quello che Paolo scriveva tanto per la Nuova quanto per l'Unione
quando mi pare che curasse delle pagine settimanali, era proprio Paolo andava in giro per i paesi a cogliere gli aspetti positivi. C'era diffusa un'opinione un tempo che il giornalista andasse nei paesi soltanto per parlare di fatti di sangue. E Paolo con le sue pagine, una mi pare si chiamasse Sardegna Segreta, l'altra non lo so, ma il richiamo era comunque alla Sardegna dell'interno. A questo Paolo diceva anche ai giovani colleghi: badate che la Sardegna dell'interno ha valori, ha storie, che sono storie di pastori, di contadini, di cavalieri dell'Ardia, di artisti. Sono storie che noi abbiamo il dovere, noi sardi soprattutto, oltre che come giornalisti curiosi e giustamente attenti a raccontare tutto quello che accade attorno a noi, che noi abbiamo il dovere di raccontare. E io credo che lui abbia detto soprattutto questo da giornalista: badate che ci sono delle pagine belle e noi queste pagine belle le dobbiamo sfogliare insieme, non debbono restare all'oscuro. E soltanto così possiamo conoscere perfettamente la Sardegna. E in questa Sardegna di pagine belle, certamente, e tu lo sai molto meglio di me, ci sono i poeti della poesia bolo. E a me fa piacere, prima che tu possa rispondere a questa domanda sul ruolo dei poeti del bolo, fa piacere che proprio da poco tempo a Silano si sia concretizzata un'idea che Paolo aveva maturato credo più di 20 anni fa, Sadomo de sos Poetas, ed è bello che sia stata realizzata proprio a Silanus, che è un paese di poeti. Un paese di poeti, l'unico paese che ha avuto due grandi poeti, Masala e Mura, amici tra l'altro di Paolo, e uno anche compare. Sì, un grande sogno di Paolo. Paolo ha dedicato la sua vita allo studio appunto della poesia bolo, come tu l'hai chiamata, che ha avuto un ruolo fondamentale in tutta la Sardegna, perché hanno portato la poesia, questo modo speciale, ecco, di fare poesia in ogni paese della Sardegna. Tu parlavi di Silanus ed ecco, volevo raccontare perché Sadomu della poesia e non il museo della poesia, perché si discusse, mi ricordo, si ragionò su questo termine, perché Sadomu è una cosa più familiare. Più familiare e più viva, nella casa si vive. C'è il focolare. C'è il focolare che va custodito, ma che deve essere comunque un focolare che accoglie. Quindi la speranza è anche questa, che Sadomu della poesia di Silanus diventi una casa, non un museo, quindi si muova e continui a fare quello che Paolo ha fatto finora e che dovrebbe continuare. Io sicuramente continuerà con Sadomu della poesia. Questo volevo dirlo perché mi sembra che renda il libro ancora più vivo. Ecco, un altro degli aspetti, a mio avviso, che emerge in maniera prepotente in questo libro è il rapporto che Paolo ha con l'ambiente. Intanto tu fai bene a sottolineare il suo ruolo anche di romanziere, che secondo me è un ruolo non sufficientemente studiato, perché Paolo ha scritto dei romanzi in italiano e in sardo di grande bellezza e che meriterebbero un capitolo a parte, mentre noi viene anche più facile, ci soffermiamo sul ruolo dello studioso di fronte ai grandi temi della poesia a Bolu, e lui ha questo grandissimo merito di aver ricostruito la storia della poesia a Bolu, e se Paolo non avesse fatto questo straordinario lavoro in 40-50 anni della sua esistenza, probabilmente noi avremmo perso le tracce anche di molti degli autori, dei poeti estemporanei. E dicevo, c'è questo rapporto con l'ambiente, questo rapporto forte con la campagna. Qui ci sono 2 o 3 articoli che ne parlano. Proprio per Sardegna Segreta, Paolo, credo negli anni '80 per l'Unione Sarda, Paolo racconta il rapporto tra il pastore e la campagna. La campagna è quella che lui
conosce benissimo la campagna di Seui, dove parla del pastore che si muove tra Erica, Asfodelo e Corbezzolo. Non c'è il timo, lui era uno che amava molto il timo. E poi c'è un omaggio al muflone, e io questo lo voglio sottolineare perché a me pare il preludio al libro Beberè, che è uno dei libri più belli a mio avviso che Paolo abbia scritto, dove c'è tutta la vita dell'uomo e c'è pure la morte. Lui quando parla del muflone che va a morire dice muflone quando sente che il momento è vicino, perché anche gli animali lo percepiscono, va a cercare un luogo soleggiato. E Paolo dice, si racconta che anche Goethe e Leopardi nel momento dell'addio cercassero la luce. E c'è il tema dell'ambiente, che è un tema principale quando lui parla di questa Sardegna cementificata, e ne parla spesso nei suoi articoli. Parla di questa Sardegna con le ciminiere arrugginite che hanno portato qualche illusione, qualche speranza, qualche posto di lavoro, ma che poi hanno lasciato il deserto attorno a sé. Ecco, lui pone al centro di ogni cosa il tema dell'ambiente. Secondo me anche questo è un aspetto che andrebbe studiato di Paolo. C'è un'altra grande cosa, mi pare che l'abbiamo detto, ma vale ugualmente la pena di ricordarlo ancora, che lui fa tutto con grande semplicità, perché uno dei suoi obiettivi è quello di farsi leggere da tutti. Mi pare che siamo quasi in chiusura. Io, se tu sei d'accordo, farei questo, lascerei qualche minuto proprio perché mi piacerebbe che dal CD che è allegato a questo libro e che è stato curato egregiamente da Marco Gallus, si estrapolasse qualcosa per capire ancora meglio il pensiero di Paolo. Ecco, mi piacerebbe che fosse proprio lui a chiudere questa nostra conversazione. Sei d'accordo? Certamente, volevo solamente salutare con un pensiero, anche io, come dire, modificando un attimino l'incipit di Cicerone che è stato messo all'inizio del libro, insomma, dice che la vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi. Io invece vorrei dire che, trattandosi proprio di Paolo, la vita dei morti è risposta nel ricordo dei vivi. Mi perdonerà Cicerone, ma perché di questo si tratta, e chi leggerà questo libro vedrà quante risposte troverà per se stesso, per la sua terra, per la propria identità. Quindi quale modo migliore per chiudere questo incontro? Ovviamente sono stati solo accenni, perché tanto ci sarebbe stato da dire ancora, e quale modo migliore che risentire la voce che veramente ha risuonato in tutti gli angoli di questa terra amata molto. Grazie a tutti e a Travoltas. Grazie a te Anna Cristina, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie in particolare al comune di Seui. Ecco, vi abbiamo parlato del libro Paulus Est Tue, dedicato a Paolo Pillonca, un libro che speriamo di poterlo presentare anche in pubblico quando tutto finirà. Buona giornata. Ho fatto 2 arte in vita mia fino a sai come, a primo su professore delle belle lettere italiane del liceo scientifico, poi sono dirigente dell'Unione Salda, ma convinto alla lasciare di scuola proprio su giornalista, l'ho fatto, un piacere, ancora sto attendendo giornalista e come esterno in Nuova Sardegna, tengo una rivista che si chiama L'Accanas, ho scritto parecchie cose che mi sono interessato più che altro dei poetas improvvisatori, però ho inteso dovere di scrivere qualche cantone, pure non poesia, scantone, che proprio Marras, però Franco Madao, però Anna Maria Fuggioni, però Maria Joanna Cherchi, però Trattore Salidos, però Fuedo e Gesto. E poi ho scritto un romanzo che si chiama Antonandria, che è una storia capitata a Beru ed è poi ciambato in qualche dretto in una idea sul centro della Sardegna, una idea della Barbagia. So che pure come sto scrivendo un'altra varia storia
in cui il protagonista è un anzonello di Murva che ha vivido però un'altra vita come femmina umana, un'anzonetta di Murva. Non riesco a mica da bighere questa storia, però la sto scrivendo e mi sono un vago dimenticando qualche dolore.